sistemiamo questa situazione. Buongiorno, buongiorno. Oggi vi porterò con me in tutta la giornata perché stiamo andando a fare un bel giretto con degli ospiti che abbiamo a casa qui a Milano. Oggi è l'ultimo giorno per loro, però dovremo andare in un bel po' di posti. La prima tappa della giornata è il Museo del Novecento di fronte al Duomo, quello che è subito laterale al Duomo, in cui c'è anche una bellissima vista per fare delle foto che però io ho fatto già 2 settimane fa, quindi non posso rifare uguali. Però ci andremo e vi porterò con me in tutta la giornata. Dopo pranzo dovremmo anche fare una specie di Secret Santa, però edizione pasquale, con le uova di Pasqua che abbiamo organizzato con i nostri amici qui di Milano dell'università. E nulla, quindi vi porterò con me e vi farò vedere un po' tutto quanto. Tra l'altro è la prima volta che porto questa videocamera in giro, mi viene un po' di ansia, però fa niente. Ci siamo. Ora andiamo a vedere un po' questi mercatini dove ci sono un po' di cose usate come libri e quant'altro. Questa è sempre la parte prefe con tutte le stampe vintage, pubblicità. Miracolo, questa è tutta la fila che c'è, di solito ce n'è tipo il quadruplo, però a noi va molto bene così. Siamo entrati, ora facciamo un giretto. Ecco la famosa sala in cui tutti si fanno le foto davanti al Duomo, che non si mette a fuoco. Non si mette a fuoco, però insomma avete capito di quale sala stiamo parlando, no? Bella. Bello, guardate questo soffitto. Qui c'è il pianoforte. Molto bella. Lui sta scattando la sua foto con la macchinetta analogica. Ci piace, ci piace. Io però l'ho già fatta la foto tipo 2 settimane fa, quindi non possiamo rifarla. Parla per te, io me la posso rifare. Hai ragione. Ora stiamo cercando di fare un po' di fotuzze così davanti al Duomo, perché in questo momento non c'è nessuno, come potete vedere, quindi ne approfittiamo un attimino sia della bella luce sia del panorama, diciamo. Siamo qui arrivati sulla Darsena perché ora dobbiamo mangiare. Che capelli hai? No. Immensità. Salve. Abbiamo deciso che ci dirigeremo da Spontini. Adesso vediamo un po' cosa ci propone la casa. Non è una sponsorizzazione, ma guardate, è tutto brandizzato. Ora attendiamo la nostra pizza. Io l'ho presa normale, anche Leonora. Federico invece l'ha presa gustosa con il bacon e la gorgonzola, vediamo un attimo. Ok, dopo 9 ore di attesa siamo riusciti a prenderla. Questa è quella con il bacon e la gorgonzola. Con una fetta e simpatia. Non aveva più voglia di mettere bene il bacon. E questa è quella margherita. Ora mangiamo. Ciao! Noi abbiamo appena finito di mangiare e adesso ci godiamo il bel sole della Darsena. Ci abbronziamo un po'. Sembra di stare nel mare della Sardegna. Uguale, guardate. Non so cosa state vedendo, vabbè. Sembra di stare a Rio de Janeiro.
Sono le 14:21, abbiamo appena finito di mangiare, adesso siamo un attimo da Umana Vintage e adesso fra un po' ce ne torniamo a casa perché dobbiamo andare verso le nostre amiche per fare quella cosa che vi ho detto prima dello scambio uova. Appena tornati a casa abbiamo recuperato le nostre uova di Pasqua che dopo consegneremo alle nostre amiche e adesso aspettiamo che arrivi il pullman sotto la fermata così possiamo incamminarci verso di loro. Molto curioso io. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Non lo posso girare, ecco. Vlog house, vlogger per sempre. Adesso ci scambieremo le uova a sorpresa. Buonissimo. Ma quello che volevo non esiste quest'anno. Perché per me? No. Ciao, vediamo un po'. Con la corona è proprio tua. È un po' stropicciato, non è detto come no. Lei sta sempre disegnando questo cazzo di omino con le scrittine e poi lei fa troppo ridere, quindi una battuta fredda. Io ho fatto l'uovo al Nico e Nico l'ha fatto a me. Facciamo vedere un attimino le uova che abbiamo preso. Primo, Emily in Paris. Come può mancare un uovo di Emily in Paris nel 2023? Ovviamente l'abbiamo dato al blogger del gruppo. Elettra Lamborghini per me, para me. Inter ovviamente per Simona perché è una fan. La principessa con la coroncina. Perché io sono la princess, ragazzi. Era Tunes con le freddure, leggete. Ultimo ma non per importanza, Lint. Guarda, mi mancava proprio una collana, però mi sa che non c'entra nel mio collo. Dio. Prima sorpresa è questa. Federico ha trovato un portaspiccioli. Mi pare che l'ho trovato, ma muoio. No raga. Bello. Ah, è un pettine. No, non c'è nessuno specchio, va bene così. A me è uscito un libricino. I love. Non ci credo. Sono innamorato di te. Posso uccidermi? E ci siamo dati tutte le uova che ci dovevamo dare. Siamo molto contenti del risultato. Bene, abbiamo fatto tutti quanti il B-Reel. Adesso ce ne torniamo belli. Io non l'ho fatto. Lei non l'ha fatto perché non ha B-Reel. Sono, capito, diversa. Non è vero, semplicemente mi scoccio. E quindi adesso torniamo tutti quanti a casa e noi riusciamo perché abbiamo degli appuntamenti. Dobbiamo andare all'Arco della Pace e a Parco Sempione perché nel momento del tramonto è super bello, quindi ci dirigiamo lì. Hi guys, we are in Castello Sforzesco in Milan and now we are going to To Sempione, Sempione and we'll visit also the Parco della Pace. Arco della Pace, which is called Pace, Arco della Pace. No, it's Pace. Pace like Versace. Yeah, no, like Versace. Oh yeah. That's it. I heard a video of Donatella. Il piano di oggi è assolutamente incontrare uno scoiattolo perché Giusto. tutti vedono questi scoiattoli al Parco Sempione, io non li ho mai visti, quindi la missione di oggi è trovare uno scoiattolo. È bello vedere come cambia nelle varie stagioni dell'anno, quindi abbiamo visto l'inverno e adesso notiamo le novità che si inseriscono in primavera. Quindi seguiteci perché stiamo andando a scoprire le meraviglie botaniche del Parco Sempione. La missione scoiattoli penso sia fallita perché qui Ma abbiamo visto qualcosa di meglio. di scoiattoli non ce n'è neanche l'ombra, però almeno ci sono le papere. Look at papera. Carina la papera lì. Vabbè, lei è sempre Guardate come il sole ci illumina di immenso. Wow. Allora, story time di quello che è appena successo. Abbiamo incontrato Simona Tabasco, nonché Lucia di The White Lotus, quella che ha fatto la pubblicità di Skims, eccetera eccetera. L'abbiamo incontrata più volte qui al Parco Sempione, all'Arco Poi della siamo Pace. arrivati a sederci dove avevamo già deciso di sederci e casualmente ce la siamo trovata nel gradino sottostante perché è fatto a gradoni. Abbiamo rimandato continuamente il momento in cui avremmo dovuto chiederle di fare la foto
e quindi poi se n'è andata ovviamente. Però, mentre eravamo seduti qua, il tizio con cui era ci ha chiesto di farle una foto di gruppo. Quindi io le ho fatto la foto e le avrei dovuto dire: e poi possiamo farla anche noi con te? Invece no. Abbiamo sprecato questa occasione. Però lei è veramente carina. Super carina, consigliata, voto 10. Consigliata. Look. Intervista ad Eleonora, com'è andata questa gita a Milano? Benissimo. Bene, voto? 10. La cena di oggi: bacchette, primo pocchettino piccolino, secondo pocchettino mio, terzo pocchettino. Ammazza, che bello, che bello. Finalmente giornata terminata, il video si conclude qui, spero che vi sia piaciuto, se sia lasciate un mi piace e un commento per farmelo sapere, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao!